Ciao, sono Giuseppe e sono il fondatore della DESA Truck Service. DESA è un'azienda nata nel 2023 e si occupa esclusivamente alla riparazione di danni accidentali a veicoli industriali, maggiormente veicoli per trasporto alimentare, che sono il bene di prima necessità per tutta la nostra comunità. La mia passione per i tir è nata nel 2019, dove entrando a far parte di un'azienda dove sono intervenuto su un team che gestivamo completamente manutenzione ai veicoli industriali, ho cercato di intraprendere tutto sul mondo dei truck a 360 gradi. E adesso vi spiego come è nata la linea DESA Truck Custom. Alla fine del mio primo anno lavorativo ho iniziato a ideare e cercare di creare una linea completamente distaccata di DESA Service, praticamente la personalizzazione a 360 gradi di questi giganti della strada. Vi presento lo Scania 500S. Siamo intervenuti sopra questo veicolo dopo che il cliente ha fatto delle idee molto chiare a come voleva essere personalizzato il proprio mezzo. Iniziamo dalla visiera anteriore, dove è stata sostituita con la visiera originale ed è stata applicata questa, che è molto più lunga e molto più spessa. Dopodiché abbiamo installato il coprispazzole anteriore e abbiamo dato un tocco di luminosità in più, applicando la scritta Scania retroluminosa e i due grifoni super retroluminosi, applicando anche la scritta nella griglia super. Dopodiché abbiamo installato tutto il kit roll bar in acciaio inferiore, dando un tocco in più di sportività, applicando le ciglia sopra i fari anteriori con la colorazione nero lucido che richiama tutti gli accessori del veicolo. Il cliente ha fatto una richiesta molto particolare ed era quella di cercare di dare un tocco a questo mezzo che richiamava la sua sportività con la sua eleganza, dove abbiamo potuto applicare i nomi dei figli del proprietario, richiamando con una colorazione nera lucida che richiamava gli accessori del veicolo, e con il cromo abbiamo cercato di richiamare tutti gli accessori in acciaio. La stessa cosa abbiamo fatto applicando nelle minegonne laterali i loghi dell'azienda, sempre in tinta nero lucido e ad argento.